Bene, buongiorno a tutti, grazie per essere intervenuti e aver risposto positivamente all'invito. Mancano esattamente 4 mesi alle europee, quindi presumibilmente anche alle amministrative, e riteniamo come amministrazione che sia il momento giusto per fare anche il punto della situazione dopo 4 anni e mezzo di amministrazione. Parto dalle opere pubbliche. Si stanno concludendo positivamente alcune grandi opere come il traforo. L'abbattimento, diciamo, del diaframma è già avvenuto e sta giungendo a soluzione definitiva, per fortuna, anche questa grande opera. È iniziata e presumibilmente si concluderà in quest'anno 2019 anche l'elettrificazione della linea ferroviaria Conegliano-Vittorio Veneto. Abbiamo già finito la sistemazione di 3 scuole dal punto di vista antisismico. Il lavoro per la 4ª è stato affidato e presumibilmente entro marzo lo sarà anche per una 5ª. Quindi se riusciremo 5 scuole in 5 anni sistemate da un punto di vista antisismico, visto che abbiamo sempre detto che l'attenzione ai nostri ragazzi in primis era nel cuore dell'amministrazione e sono sicuro anche dei vittoriesi, credo non sia male. Abbiamo parlato anche delle piazze. Se partiamo da nord, piazza Porta Cadore, piazza Medaglie d'Oro, piazza Tiziano Vecellio più i Meschietti, piazza Marinai d'Italia, piazza Meschio, già fatta anche l'illuminazione, pur essendo rinviata di un anno, al prossimo anno anche piazza della Cattedrale, e a breve stanno per essere affidati i lavori, il progetto è già passato, anche piazza Fiume. Quindi l'attenzione che avevamo detto fin dall'inizio alle nostre piazze. Abbiamo reso fin dall'inizio della nostra amministrazione accessibile il Palasport, cosa che ricordo non lo era, perché era accessibile solo per 100 persone all'interno del parquet e basta. Abbiamo concluso i lavori, sono stati presentati recentissimamente, della pista di atletica, che è stata fatta integralmente nuova, così come sono state sistemate 2 palestre, quella di via Carducci e quella di via Pontavai. Sono in programma un piccolo rendering, è già apparso anche sulla stampa, sono pronti per essere progettati definitivamente anche i lavori della piscina, anche lì sistemazione antisismica. L'atto di indirizzo per quanto riguarda il Vittoria, che concederà al Comune di Vittorio Veneto l'area in cui collocare il campo da rugby e la nuova farmacia comunale di Costa, è un argomento che già conoscete. Quindi a proposito di strutture, qualcuno ha detto che non abbiamo fatto nulla per il centenario come strutture, insomma mi pare di poter dire che si è smentito platealmente da solo, basta che ricordi tutte le opere che sono state fatte. Ricordo anche l'attenzione per quanto riguarda la viabilità, quella ciclopedonale. Ricordo la pista ciclopedonale, quella di via Sant'Antonio, quella che collega la parte sud di Vittorio con San Giacomo, quella di via Celante, quella che è in corso su via a Cozzuolo e quella che continuerà da Cozzuolo dalla rotonda verso via Canova, cioè su via Grazioli. Il parcheggio dell'autostrada fuori dell'autostrada a Cozzuolo, e ricordo anche quello di Longhere che erano stati richiesti, oltre a quello delle poste di San Giacomo e a quello che inizierà a brevissimo. I lavori qui sono già stati affidati all'interno sempre per San Giacomo, dell'ex scuola Sauro. Sono state inaugurate alcune sedi anche di corpi che lavorano per la città. Ricordo la caserma dei Vigili del Fuoco, iniziata dalle precedenti amministrazioni, e si è conclusa e sarà inaugurata a breve quella della Guardia di Finanza. Con il maltempo del 25 giugno 2017 di fatto è stato rifatto integralmente il tetto e anche le pareti della caserma dei Carabinieri, e qualcuno l'ha già vista, ma penso che l'inaugurazione avverrà fra meno di 2 mesi, anche la sede della Protezione Civile dell'ANA
ex scalo merci della ferrovia. Lì vicino, ricordo a tutti, il Palafender. Confesso che una delle cose che mi suona più strane è l'accanimento che c'è stato da parte di qualcuno nel, fra virgolette, rifiutare questa opera, quando invece è un'opera costruita su terreno di proprietà del comune, quindi un'opera pubblica che è e resterà di proprietà del comune, costruita per buona parte con fondi privati, di associazioni, di volontari, di erogatori liberali, di donatori. Oltretutto per una sala, di una dimensione non presente oggi in città. Abbiamo poi, dal punto di vista del patrimonio, cercato di riutilizzare al meglio anche il patrimonio pubblico. Ricordo il riutilizzo del quasi svuotato Palazzo delle Poste. Fino a 2 anni fa, se vi ricordate, a parte 2 appartamenti in cima e le poste, non c'era null'altro. Abbiamo portato le cosiddette ex direzioni didattiche e il Fab Lab, che ricordo è nato con questa amministrazione e assieme a questa amministrazione recentissimamente è stata presentata la scorsa settimana in conferenza stampa questa iniziativa. Insieme abbiamo avuto vinto un bando europeo, alla faccia di chi diceva che questa amministrazione non era in grado di partecipare e ovviamente di vincere i bandi. Ricordo abbiamo vinto bandi regionali, nazionali ed europei. Anzi, quello che è uno dei miei cruci non è stato capito probabilmente in Italia, che era la candidatura, il dossier Capitale Italiana della Cultura, in Europa è stato premiato, visto che Stimulart nasce dal nostro progetto di Vittorio Veneto Capitale Italiana della Cultura. Quello che in Italia non è stato compreso, in Europa è stato addirittura premiato. Ma abbiamo vinto anche altri bandi, pensiamo a quello della pista di atletica per strutture sportive, 500.000 euro, bando governativo, ma pensiamo anche alla palazzina che è partita come ristrutturazione per 8 appartamenti di edilizia sociale in via da Ponte, bando regionale. Ma pensiamo ancora, sempre per ritornare, per mettere il dito sulla piaga, visto che è una cosa che mi piace, Asilo Nido, abbiamo fatto l'antincendio che non c'era, abbiamo vinto un appalto per la ristrutturazione sismica, cosa che nessuno prima aveva nemmeno mai concepito, e continuiamo a offrire un servizio alla città, e non solo alla città, perché abbiamo fatto notare a qualcuno che probabilmente non sa o ha qualche difficoltà a leggere i conti, mi riferisco a qualcuno della minoranza consigliare, che i vittoriesi spendono dai 40 ai 50.000 euro l'anno per bambini che non sono di Vittorio all'interno del nostro asilo. A proposito di riutilizzo dei beni, ricordo anche l'utilizzo e l'affitto all'ULSS e quindi a favore del Comune di Vittorio Veneto del CSM all'interno del Rione 66, ma ricordo anche il nuovo utilizzo della torre dell'orologio. Quando siamo arrivati c'era l'ufficio commercio, costo puro di esercizio della torre dell'orologio 20.000 euro l'anno, che oggi il Comune non spende più e ha dato una sede a un'associazione storica e gloriosa come quella degli Amici della Musica. Ma ricordo anche che spendiamo 80.000 euro in meno all'anno solo di affitto, e è tutta spesa corrente, perché non abbiamo più i magazzini, avendo concentrato in altri siti comunali i magazzini di Via del Carso. Altre cose ovviamente potrei dire, ma vado ovviamente per sommi capi per non annoiarvi. Ho cominciato dalle opere perché sembra che siano le cose più visibili, però ce n'è forse più di impatto, ma ce n'è ben altre che il Comune ha continuato a perseguire come obiettivo. Sto pensando che questa amministrazione per prima in tutta l'ULSS ha aperto il CAV, il centro di antiviolenza, proprio qui nella sede municipale, utilizzato anche al di fuori della nostra provincia. Sto pensando al progetto che abbiamo elaborato assieme all'ANFAS, un progetto per i ragazzi disabili con l'appartamento prima a San Giacomo e poi in via Galilei. Ma sto pensando di nuovo agli 8 appartamenti che citavo prima per dimostrare l'attenzione che abbiamo nei confronti di chi si trova in stato di difficoltà. I dati del turismo li conoscete ormai tutti. Dal 2015 presenze e arrivi crescono
percentualmente ogni anno a doppia cifra. Non credo sia solo questione di fortuna, ma probabilmente anche per quanto si è investito, anche in turismo, anche in cultura. Fra poco verranno presentati gli atti, per esempio, del convegno su Lorenzo da Ponte, che è stato fatto 1, 2, 3 dicembre del 2017 nel nostro bellissimo Teatro da Ponte, che ricordo abbiamo ottenuto per un altro anno in gestione dalla Fondazione Cassamarca. Ma lo ricordo perché arrivo adesso con l'assessore Ugliana dal Museo della Battaglia, il lancio che abbiamo fatto di quel museo ristrutturato dalla precedente amministrazione, ma riempito da un punto di vista culturale e di programmazione da questa amministrazione, che ne ha creato un vero e proprio polo culturale. C'erano adesso i ragazzi dell'attuale quarta B del liceo scientifico che presentavano il lavoro che hanno fatto lo scorso anno per quanto riguarda l'alternanza scuola-lavoro, ma penso anche a Palazzo Todesco con le mostre, cito solo Del Giudice, Virgilio Guidi, Le Murrine. Mi piace ricordare il rilancio che insieme alla nuova presidenza sempre in ambito culturale e di valorizzazione dei beni della città abbiamo fatto con la Fondazione Minucci De Carlo. Ricordo anche il concorso corale nazionale, che è il più longevo in Italia. Queste e altre cose sono state fatte non a casaccio. Qualcuno in Consiglio Comunale persiste nel dire che l'amministrazione non ha un disegno. Penso che anche al meno esperto in lettura non sia difficile interpretare tutte queste iniziative come la volontà e il tentativo, in buona parte riuscito, di riportare Vittorio al centro della rete di relazioni di tutto il mandamento, di tutta la zona. Se pensiamo che anche da parecchi colleghi, e questo ci è stato riconosciuto, viene riconosciuta nuovamente la centralità della nostra città rispetto al comprensorio, se pensiamo ai collegamenti che abbiamo fatto perché Vittorio tornasse al centro, ma anche al finalmente tentativo riuscito, perché i lavori sono partiti, di fare in modo per esempio che l'ospedale fosse sistemato anche da un punto di vista antisismico, oltre ad avere alcune eccellenze all'interno della ristrutturazione di tutti i servizi sanitari, in modo che Vittorio fosse comunque al centro. La ristrutturazione degli impianti sportivi, perché piste di atletica e piscine nel comprensorio non ci sono e quindi i ragazzi vengono a Vittorio. La collaborazione con le scuole superiori, cito appunto l'ultima perché è di un'ora e mezza fa la presentazione, per cui i ragazzi che vengono a Vittorio anche da fuori città, anche da fuori provincia, sentano Vittorio come un posto in cui si sta bene, in cui si lavora. Pensiamo, e anche in questo caso è un'altra, lo considero un merito dell'amministrazione, presenteremo il libro in marzo, uno studio sulle attività produttive. Abbiamo una zona industriale che noi abbiamo curato e i rapporti soprattutto con gli industriali abbiamo curato, testimonianza chiarissima ne è la collaborazione che c'è stata nel centenario, per cui abbiamo portato a casa qualche centinaio, quasi 300.000 euro in servizi e in finanziamenti dai nostri industriali per il centenario. Dicevo, abbiamo una zona industriale che è fra le più quotate di tutta la zona. Il lavoro, se è presente in città, dà ricchezza a tutta la città. Mi fermo ricordando solo alcune altre piccole cose che abbiamo fatto, anche se non tutto ovviamente siamo riusciti a fare di quello che avevamo in programma e soprattutto di quello che avremmo voluto fare. Penso al ripristino dei quartieri, penso, visto che è presente la tenda TV, alla ripresa in diretta dei consigli comunali, cosa a cui la precedente amministrazione si era ogni volta decisamente e recisamente opposta. Penso alla chiusura, da un punto di vista amministrativo, di parecchi contenziosi che abbiamo trovato aperti in questo ambito, tutti chiusi favorevolmente per l'amministrazione. Abbiamo in questo senso anche tagliato le spese legali. Penso anche al ripristino della legalità in alcuni enti, per esempio il Cesana Malanotti.
Siccome quel periodo era stato piuttosto intenso per l'amministrazione, ricordo il tentativo da parte del precedente CDA di autoprorogarsi, di modificare uno statuto per cui un ente da sempre vittoriese avrebbe avuto come indicatori di nomine non più il Comune di Vittorio Veneto, se non parzialmente, ma l'ULSS e il Comune di San Vendemiano, non si sa per quale motivo. Ricordo poi che in base a una ispezione amministrativa da parte della Regione del febbraio dell'anno precedente, del 2016, la Regione ha avuto persino il coraggio, lo dico con pudore pari a zero, di commissariare l'ente. Anche lì il Comune fece ricorso e ovviamente vincemmo su tutti i fronti. E sono felice che in questo caso il Cesana, pur scontando l'opposizione imperscrutabile dal mio punto di vista dell'ULSS di negare i posti letto quando, parlo ovviamente delle nuove strutture dell'ICM, quando fra virgolette il core business è proprio quello, nonostante questo il Cesana ha raggiunto quasi il pareggio industriale e soprattutto ha detto basta in sostanza al precariato, assumendo tante persone che prima lavoravano in cooperativa con questa volta regolari concorsi. Sono stati anni anche difficili, soprattutto gli ultimi due. Ricordo che alla conclusione dei festeggiamenti del 150 anni della nostra città, proprio qui sotto ci fu un'esplosione di più di un ordigno, sfregiando e offendendo la nostra città. Ricordo che ci sono state altre esplosioni in zona centrale e vicino alle nostre scuole. Ricordo anche una lettera di minacce che mi era stata recapitata con i proiettili. Ricordo in questo senso la fatica di quei momenti, la vicinanza di tutta la mia giunta, la vicinanza di una parte del Consiglio Comunale. Dico solo una parte perché dell'attuale minoranza nessuno mi ha mai né telefonato, né mandato un messaggio, né fatto una telefonata, ad esclusione del consigliere Masetta. Ricordo la vicinanza di tanti cittadini e la fatica di superare quei momenti. In questo senso ringrazio la Giunta, con la quale ho lavorato benissimo fin dall'inizio. Abbiamo lavorato molto alacremente, non siamo riusciti a fare, come ho detto prima, tutto quello che avremmo voluto, ma credo che questo sia una caratteristica prettamente umana di avere sempre l'obiettivo un po' più in avanti. Ringrazio i consiglieri comunali del PD e del mio gruppo. Ringrazio anche la struttura del Comune, anche in questo caso posso dire quasi tutta ha sempre lavorato per e a favore della città. Ringrazio soprattutto le associazioni cittadine perché in questo centenario hanno dimostrato, assieme ai cittadini stessi, che la nostra è una città viva e vivace, non musona come molto spesso è stata dipinta, ma con una capacità di accoglienza, e questo è stato riconosciuto da tanti che sono venuti da fuori città, una capacità di accoglienza probabilmente non nota forse neanche ai vittoriesi. Ringrazio, ma l'ho già fatto prima, gli imprenditori perché hanno creduto nella nostra amministrazione, ma soprattutto hanno creduto nella città e il centenario lo dimostra pienamente. Siccome diversi dei progetti che abbiamo in corso sono stati per fortuna portati a termine, ma altri attendono ancora la loro conclusione, ritengo che ci debba essere qualcuno che abbia nuova energia, nuova forza e la capacità di prendere il testimone e portare avanti e a conclusione tutti questi progetti che stanno, alcuni appunto, per vedere definitivamente la luce. In questo senso io confermo il mio impegno come
se il partito lo riterrà, mettendo a disposizione la mia esperienza come consigliere comunale, non più come sindaco. Perché ritengo, come ho detto, che ci vogliano nuove energie per i prossimi 5 anni, perché la città merita l'impegno che la nostra amministrazione ha dato alla città, ma abbia necessità anche di forze nuove. Io, se il gruppo lo riterrà opportuno, posso continuare a mettere a disposizione la mia esperienza, però non più come primus inter pares, ma a fianco di qualcuno che avrà il coraggio, la voglia e la forza di continuare ad amministrare e amare questa nostra bellissima città. Grazie. Prego? È un po' freschetto qua, sì. Per quello che ho detto allora, a parte che sono quasi 30 anni che frequento, prima da consigliere comunale per 5 mandati e poi per uno da sindaco, queste aule, questi luoghi, ma perché lo metto fra parentesi perché non è un mestiere, ma diciamo il mestiere, mettiamo così, di sindaco è sicuramente la più bella esperienza amministrativa che io abbia mai fatto. È una ne sono certo, dopo averlo fatto, che è una di quelle cose che se non si fa difficilmente si può comprendere. È stata molto coinvolgente, molto appassionante, ti occupa, ti impegna, ti coinvolge davvero in continuazione, senza sosta, senza pausa. Però ammetto che è anche un po' logorante, nel senso che ci vuole un'attenzione continua e costante che io non credo di poter avere, se qualora fosse, per altri 5 anni. Per cui oltre all'esperienza serve un minimo di competenze, insomma, che in questi anni mi sono fatto, serve anche quell'energia di cui l'amministrazione e la città necessitano e che è bene che qualcuno più giovane di me tiri fuori. Questi 5 anni sono stati mobilitati direttamente e indirettamente sui 100 milioni di investimenti in opere, no? Cioè sono 20 milioni di investimento l'anno che sono stati mobilitati, no? Sì, allora, in realtà non voglio andare controcorrente comunque, ma io sono soddisfatto, lo ammetto, per le opere che siamo riusciti a concludere o a portare verso la conclusione, perché lo sappiamo, anche quello del traforo era incancrenito, poi ci siamo beccati un'altra causa appena arrivati a proposito del reitero del vincolo e siamo riusciti a risolvere anche quella. Però credo che la soddisfazione più grande, allora, per la conclusione delle opere sicuramente ci sarà chi riuscirà a portarle a termine, perché davvero sono convinto che tutti sono utili e nessuno è necessario, quindi tantomeno il sottoscritto. Però la mia soddisfazione più grande non è tanto per le opere, è per la capacità che la nostra amministrazione, accompagnata dal sostegno dei propri consigli comunali, è riuscita a fare per quanto riguarda mettiamolo fra virgolette, il rianimare questa nostra città. Io ho visto davvero durante il centenario dei cittadini che non avevo mai visto uscire, che si sono complimentati ma non solo col sottoscritto, ma con i consiglieri, con chi organizzava, per aver ridato aria, diciamo così, alla città. Questa è la soddisfazione più grande, cioè aver visto una città davvero conscia di se stessa, delle proprie capacità, delle proprie risorse e con la voglia di esserci, non chiusa e un po' immusonita. Forse lo era così, ma non lo è più davvero. In questo senso ho la presunzione di pensare che la città sia un po' cambiata da questo punto di vista.
Per cui non è un abbandonare il campo, è un restare a servizio della propria città, come ho fatto negli ultimi 30 anni, ma non più nel ruolo di primo cittadino. Una soluzione di un altro incarico da qualche altra parte, sarà il suo caso? Allora, io ho cominciato a a interessarmi, diciamo così, di politica davvero tanti anni fa, era l'altro millennio, e mi sono sempre candidato con convinzione e compassione, diciamo così, e non mi è neanche mai venuto in mente di chiedere, fra virgolette, qualche garanzia o qualche compensazione, diciamo così. Non è nelle mie corde. Se il mio gruppo, il mio partito ritiene che possa essere utile che io mi candidi come consigliere comunale, posso farlo ancora. Credo che mi conoscano a sufficienza non solo per chiedermi, ma neanche per offrirmi nessun altro incarico. Un rammarico è una soddisfazione che hai avuto, una di cui ricordi? Sì, rammarico più di uno, ahimè. E diciamo che forse uno di quelli che mi pesa di più, ma probabilmente per la concezione che ho io, probabilmente molto vecchia, lo ammetto, della politica, è quella di un consiglio comunale, di una parte del consiglio comunale, diciamo così, del tutto avulso dalla realtà, assolutamente sconclusionato, tendente solo a impedire qualsiasi azione amministrativa. Di costruttivo veramente farei fatica a trovare qualcosa di costruttivo da parte di una parte del consiglio comunale, e quindi una concezione della politica lontana da quella che è la mia concezione. Parti positive, per fortuna, devo dire sì, parecchie, molte soddisfazioni. Forse quella che mi è rimasta di più è il sorriso di una signora che era seguita ai nostri servizi sociali e a cui pur indirettamente siamo riusciti a trovare un lavoro. E il suo sorriso non me lo dimenticherò. Io sono così convinto che la città, ho fatto, ripeto prima, ho fatto un semplice excursus di quello che abbiamo fatto, perché talvolta sembra che, è vero che la memoria in tanti di noi è abbastanza labile, corta, diciamo così, però credo sia anche compito di chi istituzionalmente è chiamato a dare le notizie e ricordare quello che è stato fatto, perché confesso che quando abbiamo rivisto insieme questo breve elenco, anch'io immodestamente forse mi sono sorpreso. Ho detto, insomma, abbiamo fatto parecchie cose però in meno di 5 anni. Sono così convinto che le persone, riflettendo, ricorderanno quello che è stato fatto e quello che abbiamo impostato, cioè com'era la città 5 anni fa e com'è adesso, che non lo considero ripeto, un abbandono. Io non vado a casa, io ci sono ancora, e la città credo saprà apprezzare il fatto gli elettori, i nostri concittadini, di dire l'esperienza di chi ha amministrato, non solo del sottoscritto ma anche degli altri colleghi di giunta resta, e vengono immesse forze nuove energie per poter fare sì che la città, ripeto, che merita, abbia ancora e ulteriori possibilità di crescere. Quindi non un abbandono, ma un modo di cioè un tentativo di immettere risorse nuove in questa nostra città. Sono convinto che anche fuori da Vittorio potrebbero e la leggeranno così. Di San Ferro? Del vigneto? Sì. Sì, posso dire qualcosa anche sul vigneto. Allora, io ho incontrato diversi genitori, ho incontrato anche la proprietà, ho già un appuntamento, mi auguro per la prossima settimana, visto che non era impossibilitato ieri, con un rappresentante della proprietà. L'amministrazione comunale, per quanto possibile, ha fatto la propria parte. Allora, tanto per essere molto chiari, sappiamo tutti che chi ha comprato il vigneto ha titolo per fare quello che sta facendo. L'amministrazione
siccome quella è una zona F, lo ripeto, pur con vincolo decaduto, la destinazione urbanistica permane. Zona F significa zona in cui devono essere delle strutture di interesse pubblico. Quindi l'amministrazione comunale, la giunta, unanimemente ha ritenuto di proporre quell'atto di indirizzo, quell'indicazione agli uffici, di dire alla proprietà: guardate che essendo zona F è bene, sarebbe opportuno che vi mettiate d'accordo. Come tutti gli atti possono essere impugnati, io non escludo che questo lo sia. In questo senso la nostra delibera è già andata in regione, sollecitando la regione, che è l'unico ente che può legiferare legittimamente in materia, in maniera cogente, perché prenda posizione. Poi, siccome non ci sono tanti cuori di leoni in Italia, la regione, diciamo così, non si è ancora espressa. Ecco, mi fermo qui. Anche se nell'incontro, già d'accordo con l'amministrazione e con gli uffici, l'amministrazione farà alla proprietà una proposta che speriamo possa andare bene, per evitare di piantare il vigneto, chiaro, perché la salute dei nostri ragazzi sta a cuore primariamente. Visto che ho parlato prima di investimenti di 5 scuole in 5 anni, è evidente che la salvaguardia della salute dei nostri bambini e dei nostri ragazzi ci sta a cuore, e molto. Lo dico perché siccome qualcuno ha detto che qualcuno prima aveva fatto, allora ricordo che in 10 anni l'amministrazione Scotà ha fatto 3 scuole fatte nuove, lasciandoci peraltro, c'è anche qui l'assessore Napoli, quest'anno 1.080.000 mi pare circa di derivato, spesa corrente che paghiamo. Ma l'amministrazione D'Alagni 5 anni prima, scuole, 0. Che tipo di proposta? Sì. Allora, la proposta sarà quella di un periodo, diciamo così, di sospensione, con la possibilità di fare una permuta. Ovviamente stiamo studiando esattamente anche non solo la procedura, ma anche quali terreni che il Comune ha o avrà a disposizione potrebbero essere utili per questa permuta. Se posso, visto che parliamo ancora di scuole, è un altro dei cruci, anche se in realtà è un'iniziativa che è nata in corso di mandato, non era stata prevista prima, era quella della cosiddetta polisteca, se ricordate, cioè il riutilizzo di quella dell'ex scuola Cosmo, che sappiamo in teoria dovrebbe essere crollata da 10 anni, invece è ancora là in piedi da più di 10 anni. L'idea la lancio qui, visto che potrebbe essere anche questa una nuova opportunità per la nostra città. Abbiamo, anche qui le progettazioni a volte sono davvero strane, è stato progettato un liceo scientifico nel campus, in cui c'è un liceo senza una biblioteca. Che poi il Flaminio invece nella sede storica di Via Dante non abbia l'aula magna, visti gli anni in cui è nato, è anche logico. Allora l'idea è quella: il Comune mette a disposizione la struttura dell'ex Cosmo, e la provincia, che ha per obbligo giuridico, per legge, l'obbligo di fornire i luoghi in cui collocare le scuole superiori, lo sistema e porta il liceo scientifico, così collegandosi col classico. Il classico avrà l'aula magna e lo scientifico finalmente una biblioteca degna di questo nome, fra l'altro con meno problemi anche per gli insegnanti, ovviamente, perché saranno tutti di fatto nella medesima sede. L'ITIS potrebbe essere portato nell'attuale liceo scientifico, e così a Serravalle, che forse non è il luogo più adatto per avere delle scuole superiori, potrebbe essere valorizzato notevolmente tutto il compendio attualmente ITIS, visto che è vicino anche al distretto sanitario. Basta che qui la provincia, se c'è ancora, batta un colpo. Noi ci siamo. Mancano ancora 4 mesi, però il saluto che
lei vuole dare ai cittadini vittoriesi e l'augurio al suo successore? Beh, i cittadini vittoriesi di continuare ad amare la propria città, almeno per quelli che l'amano. Poi c'è qualcuno che come diceva il buon Catullo, odi et amo in maniera pur diversa. Qualcuno pensa di amare la propria città in maniera forse non secondo quanto la città meriterebbe, ma non importa. La stragrande maggioranza dei cittadini ama la propria città, che continuino a volerle bene così. L'augurio al successore, mi auguro sia una persona che voglia e possa portare a termine quella rigenerazione urbana che questa amministrazione ha cominciato, per cui ovviamente l'augurio che ci sia uno che conosce e sposa e che ha appoggiato il nostro programma. Bene, se non ci sono altre domande, grazie ancora, grazie appunto per aver accettato l'invito a questa conferenza, grazie soprattutto a tutti i miei collaboratori, e comunque abbiamo ancora altri 4 mesi di duro lavoro, perché stiamo andando avanti anche lì con tutta la nostra programmazione. Grazie e buona giornata.